E insomma, mi dicono dalla regia che dovremmo avere l'ex Premier in collegamento telefonico. Probabilmente il gol del Milan ha smosso anche Silvio Berlusconi. Vuoi sentire tu questa telefonata? Perché sai, appunto, che noi siamo sempre molto attrezzati, appena anche dal gossip all'attualità noi siamo sempre pronti. Abbiamo il presidente del Milan, abbiamo Silvio Berlusconi al telefono, Gigi. Pronto? Sì, pronto, presidente, ben trovato. Buongiorno Pippo, buongiorno Pippo, buongiorno Gigi. Saluto anche il grande regista Calì, saluto tutti quanti, l'ammiraglio che ho avuto modo di avere con me, certo, sulle navi quando insomma ne facevamo di tutti i colori, è vero ammiraglio? Sì. Eccoci. Ma che ruolo aveva sulla nave l'ammiraglio? Beh, l'ammiraglio ovviamente guidava la nave, io intrattenevo il pubblico e poi quando finiva la serata tutti in cabina, vero, nella suite imperiale. Sulla Costa Concordia. Bravo, ti ricordi bene, ti ricordi quando sono stati, insomma abbiamo fatto delle belle crociere. Grazie Presidente. Grazie. Prego. Presidente, noi l'abbiamo anche chiamata, l'abbiamo disturbata perché è un momento particolare per il suo Milan. E in settimana mister Allegri ha avuto una querela, ha avuto così un bisticcio, adesso ci spiegherà lei meglio, con Inzaghi, l'allenatore delle giovanili, impredicato di prendere il posto appunto di Allegri. Quindi cos'è accaduto a Milanello, se non sbaglio? Allora, tanto premetto, è stata tutta una montatura della sinistra, lo premetto subito, ecco. Il fatto del Pippo e di Allegri sono arrivati alle mani, è stato in quelli del centro di Vismara, è vero? Sì. Da Rui si mangiavano un panino con l'affettato e praticamente l'Allegri ha cominciato a, insomma, così, a insultare il Pippo dicendogli cacaculo, pupù, piscio, pettoletta, eccetera, no? Poi ovviamente l'Inzaghi, che è un peperino, lo sappiamo bene, ha detto occhio che cavolo il mio cugino che fa judo, hai capito? L'altro ha detto il mio fa catch, insomma sono arrivati un po' a... Ecco, io sono intervenuto ovviamente, gli ho fatto fare pace, sì. Sono venuti accompagnati dai genitori, hanno fatto pace, hanno chiesto scusa, non lo faccio più e tutto è rientrato ovviamente, solo che la sinistra come al solito... ci naviga, ci sguazza, ecco, queste cose qua. Tutto è rientrato, l'Allegri ha la mia massima fiducia e vedrete che prima o poi riporterà in alto il grande Milan. E Inzaghi comunque è tranquillo, lui continua ad allenare le giovanili perché essendo ambizioso Super Pippo punta alla panchina di Allegri. Allora, ovviamente lo conosciamo tutti, il Super Pippo è un ragazzo ambizioso, però deve stare al suo posto, fare la gavetta e piano piano nel nostro Milan c'è sempre posto per tutti, per chi ha buona volontà c'è sempre posto per tutti. Ultima Presidente, se Allegri perde, oggi se il Milan perde, quindi mister Allegri salta. Guardi, non metto nemmeno in preventivo questa ipotesi, mi sto toccando i gioielli di famiglia e speriamo bene che l'Allegri porti in porto questa partita delicatissima. Presidente, no, noi la salutiamo, la ringraziamo, c'era lì vicino a lei la Polverini, avremmo potuto aprire un file, lasciamo perdere, grazie a Beppe Bifido, e Filippo Rando per questo momento. Michele. C'era la Polverini, potevamo farci fare un bonifico. Cioè, visto che ma secondo me tu hai partecipato a qualche festa? Hai vestito da antico romano? Sì. Io ti vedo bene, ti avrei visto bene. No, ero vestito con la coppola e i baffi, però mi hanno mandato via subito, non capisco perché. Scusate, ha detto tu non c'entri, mi hanno detto, vabbè. Sono tutte ilazioni della sinistra. Sì, ma Presidente, scusi Presidente, ma quando è che suonerate Galliani? Come? Quando è che suonerate Galliani? Galliani è un grande amico, Galliani è il mio braccio destro, Galliani sicuramente rimarrà alla guida del grande Milano. A me piace quando inquadrano la faccia di Galliani quando il Milan subisce un gol, è bellissimo. Certamente vive la partita, veramente il Mognolo riuscirà. Grazie a Beppe Bifido e alle sue imitazioni.